Poštovani gledatelji i gledateljice, u emisiji Izdvojeno danas u studiju imamo čast ugostiti Francesca Vajasuza, gosta iz Italije, točnije sa Sicilije, koji je specijalno došao u Hrvatsku održati 5-6 svjedočanstava o situaciji u kojoj se pronašao prije 10-ak godina kada se riješio opsjednuća od točno 27 legija demona. Francesco, benvenuto nel nostro piccolo studio. Grazie. Ecco, in Croazia sei per la prima volta? Sì, la prima volta che vengo in una trasmissione televisiva. Sono stato a Medjugorje così per pellegrinaggio, ma questa diciamo la prima ufficialità. Prima ufficialità e farai 5-6 testimonianze? Sì, mi hanno invitato per delle testimonianze a Zagabria, a Spalato, e quindi racconterò in breve la mia storia, cercando di far capire a qualcuno la presenza e l'esistenza del demonio. Va bene, ecco, iniziamo con la prima domanda. Quando è accaduta la prima possessione? Ma la prima possessione è accaduta nel 2000, quando io ho conosciuto un gesuita religioso, fratello Ferro, in Italia, e lui per la prima volta mi ha parlato dell'esistenza del demonio. Io ero scettico perché non conoscevo che esisteva il demonio. E lui iniziò a fare delle preghiere di liberazione su di me. E lì è nata la mia prima manifestazione, la prima lotta a tu per tu col diavolo. In quell'occasione ho iniziato a sbavare, a gridare, e mi sono sentito davvero male, tant'è che la mia mente, il mio corpo è stato sottoposto all'azione del male, perdendo la forza di me stesso e il controllo di me stesso. Da lì lui mi ha detto di andare a trovare il più noto esorcista italiano, padre Matteo Lagrua, che adesso da alcuni anni ci ha lasciato, e lui lì fece un grande esorcismo. Dico grande esorcismo perché in quell'esorcismo lui è riuscito con una preghiera a far confessare al diavolo come era entrato nel mio corpo e come è riuscito a prendere dominio della mia persona. Padre Matteo Lagrua, in quell'esorcismo, intima al diavolo e dice: nel nome di Gesù ti ordino di dirmi la verità. Il demonio, dinanzi alla croce e alla fede di Padre Matteo Lagrua, risponde: siamo 27 legioni di demoni, tutti strutturati per distruggere la vita di Francesco. 27 legioni di demoni è anche titolo del suo libro. Cos'è una legione di demoni? Di avvicinare questo tema ai nostri spettatori. Sì, in effetti bisogna conoscere un po' il campo dell'esorcismo, ma una legione, come dicevano i romani, era un protone di 2000-3000 soldati. Ed in effetti io ho avuto modo di comprendere come ogni demonio ha una legione, c'è un capo e poi tanti sudditi. E anche i demoni hanno i nomi? Sì, anche i demoni hanno i nomi, hanno un atteggiamento, un comportamento e una missione ben definita. Cioè ci sono demoni che hanno il compito di portarti alla follia, portarti alla paura, cioè ti inducono a farti vivere una vita davvero penosa. E proprio la tua possessione aveva 27 legioni di demoni. Madonna sì, mia. Io ho subito anche diversi atteggiamenti che il demonio, quando mi vessava nella mente, nel corpo, nella mia anima, atteggiamenti di rabbia, di nervosismo. Durante gli esorcismi uscivano le caratteristiche dei demoni. E io a volte o ridevo tanto o piangevo tanto, o ero arrabbiato o ero triste. Addirittura il cambiamento della mia personalità avveniva in modo repentino. Quindi gli esorcisti hanno notato bene, anche il medico che assisteva durante gli esorcismi, che ci sono dei cambiamenti troppo assurdi in breve tempo. Va bene, ma anche questa possessione ha portato diverse malattie nella tua vita? Sì, io vivevo delle malattie da piccolo
come l'asma bronchiale che ho curato con la medicina e il cortisone, così anche le allergie, l'ansia, la fortissima otite, ma tutte malattie che io ho curato con la medicina. Però non arrivavo mai alla piena guarigione. Man mano ricevevo le preghiere di esorcismo, tutte queste malattie sono scomparse. Tutt'oggi non prendo nessun farmaco già da più di 10 anni grazie all'esorcismo, altrimenti io oggi sarei in un reparto psichiatrico. E questi demoni cosa hanno attaccato di più nella tua vita? Ma loro mi hanno disturbato soprattutto con la confusione mentale. Sentivo tanta confusione quando studiavo, infatti ho dovuto lasciare gli studi da giovane, mi creava molta stanchezza fisica. Cercavo di vivere, ma non vivevo una vita piena, solare, come potrebbe vivere un giovane. E matrimonio? Situazioni di matrimonio? Sì, subito dopo la storia inizia che io già ero sposato da 1 anno e quindi mia moglie da sposa, dal primo anno appena sposati, si trova un grande calvario da affrontare. Quindi il matrimonio è stato un po' compromesso. Diciamo i primi 5 anni del matrimonio li ho vissuti restando in casa, non potendo più lavorare, non potevo essere quel marito che mia moglie si aspettava. Anche durante il processo di liberazione hai incontrato la Madonna di Medjugorje? Sì, io sono andato a Medjugorje prima della storia e lì non è successo nulla. Sono stato a casa della Vigente Maria e abbiamo pregato insieme con il gruppo, i pellegrini. È stato un viaggio davvero bello perché lì ho incontrato il Signore, lì ho capito che era importante la fede, il rosario quotidiano e la messa quotidiana. Però ancora non conoscevo la mia storia. Però grazie al digiuno che ho iniziato a praticare, grazie ai messaggi di Medjugorje, subito dopo sono stati importanti nell'affrontare l'esorcismo. Ecco, se possiamo riassumere tutta la tua storia, cosa è stato più importante per la tua liberazione? 3 punti forse. Ma per arrivare a una completa liberazione, il primo punto è iniziare un cammino di fede con una buona confessione, perdonando veramente e seguendo i sacramenti che la Chiesa ci insegna, la messa, quindi l'Eucaristia, cioè vivere una fede completa e non superficiale. Vivendo una fede completa si arriva a una completa liberazione. Come prevenire il male? Come prevenire questa situazione? Sì, ma già la fede ti porta a prevenire, perché se noi seguiamo i comandamenti di Dio, seguiamo la legge della Chiesa, che è una legge poi per tutti, cioè Dio ti dà una legge di amore, la legge più bella del Vangelo è l'amore. Se tu fai tutto con amore, anche il tuo lavoro, già quella è anche una preghiera. E il diavolo, dove viene costruito tutto con amore, non può entrare. Ho fatto questa domanda perché tantissimi credenti anche oggi non credono che esiste veramente Satana. Sì, molti non credono all'esistenza di Satana, ma forse perché se ne parla pure poco. Oppure hanno paura. Ho incontrato diverse persone in questi anni che mi hanno detto poi, alla fine io so che c'è un qualche cosa, che il male esiste, però a volte si rifiuta di saperlo per paura. Noi non dobbiamo avere paura del male, perché se noi abbiamo il Signore, abbiamo Gesù accanto a noi, viviamo la nostra fede, il demonio non può esistere accanto a noi. Qualche parola dell'importanza di preghiera quotidiana nella vita? Ma nella vita quotidiana penso che la cosa più bella è fare la preghiera semplice, però fatta con il cuore. Se noi preghiamo con il cuore, è la preghiera dove veramente non ci sono più le tenebre, non c'è più il buio nella tua vita. E quindi anche il tuo lavoro, la tua famiglia cresce nella fede e non c'è bisogno nemmeno di pensare a Satana. Ma prima della tua possessione, quando hai capito che hai la possessione, tu conoscevi il diavolo forse o hai fatto qualche celebrazione satanica? Questa è una domanda che di sicuro ti fanno tantissimi. Sì, io ero molto scettico, non conoscevo la presenza del demonio. Diciamo è stato grazie a quell'incontro con il gesuita che per la prima volta mi ha parlato del demonio. E quando lui mi ha detto
alcune malattie possono essere provocate dal male, io lì sono rimasto sbalordito, incredulo, però avendo delle malattie ho approfondito e ho capito che effettivamente c'era la presenza del diavolo. L'ho scoperto sul mio corpo, sulla mia persona, e oggi posso annunziare il Vangelo, perché già il Vangelo parla del diavolo. Gesù ha lottato, anche lui è stato tentato nel deserto, anche Gesù nel suo ministero ha liberato diverse persone dal demonio. Ma lei ha lottato con la possessione, con i demoni, più di 10 anni? No, sono stati il Calvario 5 anni. 5 anni di Calvario. Sì, 5 anni di Calvario, centinaia di preghiere ed esorcismi, ma oggi posso raccontare tutto questo perché in tutto il Calvario, quando io andavo in piena possessione diabolica, io restavo lucido in me stesso. Quindi, è straordinario perché in casi normali la persona... Esatto, sì. sto dicendo una cosa importante perché di solito si va in trance, si va come andare in coma, ecco, si perde un po' la conoscenza e non si ricorda più nulla. Nella mia straordinarietà c'è un'altra straordinarietà. La mia mente restava lucida e quindi io ricordo ogni esorcismo, ogni momento, non perdendo nessun orientamento. Ricordo in maniera lucida tutto ciò che avveniva durante un esorcismo. Ecco, e come ti sei liberato alla fine? L'ultima domanda. Bene, la liberazione è un processo di cammino, non c'è un momento esatto, ma la parte finale in effetti si conclude quando ho avuto modo di incontrare un medico, il dottor Gianni Bonnici di Malta, e lui per la sua esperienza di laico evangelizzatore mi disse che occorreva togliere anche i dubbi della mente, perché molte depressioni infatti avvengono con il dubbio della vita, la paura, e quindi dovevo togliere il se, il ma e il forse, cioè non avere più paura del futuro, non dire forse ce la farò, non dire chissà cosa succederà, ma prendere più consapevolezza. Perché dico questo? Perché il demonio cerca di scoraggiare la vita degli uomini. Allora se noi invece mettiamo tutto in positivo, affidiamo tutto nelle mani di Dio, lo Spirito Santo, Gesù, gli angeli ci seguono, allora puoi vivere una fede, una vita concreta. Ho iniziato ad usare quel metodo che lui mi ha insegnato, cioè togliere il dubbio della liberazione, e nel successivo esorcismo ho notato dei miglioramenti. E poi il secondo esorcismo ha affermato che io ero totalmente libero. La mia liberazione è stata affidata anche allora il vicepresidente padre Pereira, Rufus Pereira. Lui pregando su di me mi disse: Francesco, sei davvero libero? Io sto parlando del 2008, e mi ha detto: scrivi un libro e gira il mondo. Non pensavo che quella profezia si poteva attuare. Oggi, essendo qui anche in Croazia, posso dire che quella profezia si sta attuando. Così tutto è una cosa di anche atteggiamento personale, è molto importante. Sì, nell'esorcismo è importante prima l'atteggiamento personale, avere fiducia in te stesso, ed è quello che mi ha spiegato il dottor Gianni Bonnici, poi preghi con fede e il Signore ti porta una guarigione sempre ed immediata. E in quante lingue è tradotto il libro? Fino adesso sono 4, compreso la lingua italiana, quindi in polacco, slovacco, adesso in croato, e penso questo sia un regalo di Dio per gli altri. Per me la storia ormai, io ho vinto la mia battaglia, io ho vinto la mia guerra. Il libro per me è stato come ringraziare il Signore. Scrivere il libro per me è una preghiera. Però questo libro l'ho dedicato anche alla persona che mi ha fatto del male alle mie spalle, perché nella storia poi si è capito che hanno celebrato una messa nera e io ho perdonato di cuore quella persona, e penso che questo libro possa aiutare a molte persone che sono inconsapevoli della lotta che fanno quotidianamente, ordinaria e straordinaria, col diavolo.
In breve, la tua vocazione oggi è testimoniare il Dio attraverso la tua testimonianza personale. Sì, sto portando la testimonianza con gioia dove mi chiamano e poi nella mia città abbiamo creato insieme a un gruppo di famiglie molto interessante, una piccola comunità dove ogni settimana ci riuniamo e molti vengono per ascoltare le catechesi, il Vangelo, la parola di Dio e stanno comprendendo che il male non è così forte, Dio è onnipotente. Ecco Francesco, la ringrazio per questa bellissima intervista, spero che l'intervista avrà un grande successo in Croazia e che avvicinerà questa storia ai nostri spettatori. Grazie. Grazie anche a lei. Dragi gledatelji, zahvaljujemo se Francesku na prisustvu u našem studiju. Predstavili smo vam knjigu Moje opsjednuće. Uzmite i čitajte. Doviđenja.